Un polo di ritrovo ad Este per l'arte internazionale e l'incisione. La Medusa, Centro di Cultura, inaugura il 20° anno di attività aprendo al pubblico la sua sala mostre nella splendida cornice dell'Istituto Testino. Una piccola porta vicino all'ingresso dell'Istituto di Este si apre su una sala che di piccolo ha solo le dimensioni. Al suo interno decine di lavori realizzati da artisti di livello internazionale in un percorso cominciato 20 anni fa. Il centro nasce nel 92, diventa immediatamente un punto di riferimento importante per gli incisori non solo veneti ma di tutta l'Italia a livello europeo. Qui arrivano pertanto incisori italiani ma anche esteri. Ricordo che in questi 20 anni sono state organizzate centinaia di esposizioni. Mi viene in mente una mostra fatta 2 anni fa, si chiamava Arte ad Natura, che ha portato ad Este artisti americani, giapponesi e russi, oltre che ovviamente gli amici italiani. Stasera ci troviamo con i soci in occasione delle feste del Santo Natale, ma anche per festeggiare i 20 anni di attività del centro, che hanno portato ad Este artisti di grandissima fama, sia incisori ma anche pittori, scultori. Ricordo che nel 2000 è stato riproposto Este Cinema Incontri e che ha portato ad Este una mostra su Cesare Zavattini. Era arrivato ad Este il figlio con opere scultoree ma anche di pittura, ed ha portato ad Este Florestano Vancini. Credo che sia interessante anche osservare le opere esposte. Si tratta di opere regalate dagli artisti che hanno fatto capolino ad Este, hanno lasciato al centro in omaggio una loro opera che noi ora utilizziamo e che mettiamo in vendita per il finanziamento del centro stesso. I progetti del Centro di Cultura per il 2013 sono importanti. Oltre alle attività classiche, mostre ed incontri, il centro si aprirà anche a nuove esperienze e ai più giovani. Credo nel progetto di questa associazione, nella possibilità di allargare gli orizzonti e nella possibilità di sfruttare questo contenitore meraviglioso che ci è dato dal Comune di Este e che permette a chi vuole fare arte di esprimersi in una maniera solidale, intelligente, possibilmente anche economica, e che sia aperta ai giovani, per cui quest'anno cercheremo di promuovere iniziative che coinvolgeranno la popolazione più giovane di Este, quelli più coinvolti anche a livello artistico, ma non solamente a livello figurativo quanto anche a livello musicale o a livello poetico. Infatti ci stiamo relazionando con alcune associazioni che si occupano di altre discipline oltre a quelle di grafica, che è la specialità, diciamo, di Medusa, per creare degli eventi, tra i quali per esempio la giornata di poesia che abbiamo già sperimentato quest'anno, oppure altre iniziative in ambito culturale e artistico. Medusa organizza periodicamente, con la media di una ogni mese, ogni 2 mesi, delle mostre aperte al pubblico. Le inaugurazioni sono sempre presentate da dei curatori di eccezione, sono di sabato pomeriggio, ma all'orario di apertura è durante la settimana in orario pomeridiano, ma c'è anche la possibilità di concordare previo appuntamento delle visite guidate con gli autori.